buonasera. Ormai la Lega ha un tema unico, la paura dell'immigrazione e la paura dello straniero. Dico immigrazione e non immigrazione illegale volutamente. Ormai questo partito si è liberato da quella sottile ipocrisia che faceva dire loro: noi siamo a favore degli immigrati che vengono da noi per lavorare senza infrangere la legge, ma siamo contro coloro che entrano in Italia per delinquere. Questa è la scoperta dell'acqua calda. Chi non è d'accordo su questo? Chi delinque, italiano o straniero che sia, deve essere punito. Credo che nessuno con un minimo di buonsenso possa dire il contrario. Oggi però la Lega ha gettato una maschera. La Lega è un partito xenofobo. Lo Zingarelli alla voce xenofobia recita così: odio fanatico di tutto ciò che è straniero. Come la trovata del permesso di soggiorno a punti funziona come la patente a punti. Chi delinque ad ogni reato tolgono dei punti e quando arriva una cifra da stabilire viene espulso. Mi pare che questo, a parte la brutale formulazione, potrebbe essere una cosa da approfondire. Poi però, sempre in questa proposta, emerge il seme della xenofobia e dicono: vogliamo pure una stretta sui matrimoni misti. E questo cosa c'entra con chi delinque? Come possiamo chiamare questa volontà di frenare i matrimoni misti tra un italiano e una straniera o una italiana con uno straniero, sempre regolari, ovviamente regolari? E cosa dire dell'ultima idea di istituire classi differenziate per i bambini stranieri che non conoscono la lingua? Comincia l'apartheid dei bambini. E poi come possiamo chiamare i paletti che la Lega vorrebbe porre alle riaperture dei luoghi di culto islamici? Se dice che l'immigrato che rispetta le leggi e si guadagna il pane onestamente deve essere rispettato, come possiamo valutare la loro proposta che di fatto vieta la concessione dei cittadini di religione islamica di aprire una moschea quando si richiedono regole che di fatto le proibiscono, visto che questo devono sorgere a 1 chilometro da una chiesa e dopo essere stata autorizzata dai cittadini di quella città o di quel quartiere con un referendum? È del tutto evidente che la popolazione locale interessata non darà mai il permesso per costruirla. Anche questa è pura ipocrisia. E poi gli insulti volgari proferiti a tutti gli immigrati regolari o illegali che vengono da alti dirigenti di questo partito sono lì a dimostrarlo. Vogliamo citare qualcuno chiedendo scusa in anticipo per la loro volgarità. Gentilini, il prosindaco di Treviso, adorato dai supporter leghisti, ha gridato con voce greve e rauca durante l'ultimo raduno veneziano frasi incredibili. Ad esempio: voglio eliminare i bambini che vanno a rubare agli anziani. Non dice rieducarli, voglio eliminarli, speriamo non nella camera a gas. Voglio la rivoluzione contro quelli che vogliono aprire le moschee e i centri islamici, né illegali né legali. Voglio la rivoluzione contro quelli. Le gerarchie poi, le gerarchie ecclesiastiche dicono: lasciamole pregare. No, vanno a pregare nei deserti. E poi dà degli insegnamenti anche al Papa. Ha scritto al Papa: gli islamici devono tornare a pregare nei loro paesi. Questo è il Vangelo, dice sempre lui, il Vangelo di Gentilini: tutto a noi e se avanza qualcosa agli altri. Voglio la rivoluzione contro i phone center, i cui avventori si mettono a mangiare in piena notte e poi pisciano sui muri e che vadano a pisciare nelle loro moschee. Poi ancora: non voglio vedere neri, marroni o grigi che insegnano ai nostri bambini. Cosa insegnano? La civiltà del deserto? E allora, cari telespettatori, come vogliamo chiamare questo florilegio di volgarità? Poi c'è l'europarlamentare leghista Borghezio che si esprime così a Venezia e che esprime il suo alto pensiero. Dice: non ci rompete più i coglioni con gli immigrati, vecchie facce di merda. Roma sono cazzi tuoi, ti facciamo un culo così. E d'ora in poi i nostri skate col cazzo che li vedete. Non ho parole. Anche se queste frasi le ho lette e rilette, mi sconvolgono sempre. Mi scuso di nuovo con voi per questo linguaggio scurrile e volgare. Ma ho ritenuto giusto leggervi queste bestialità perché è giusto far conoscere a chi non ne era a conoscenza questo volto della Lega. Però sono anche certo che con il clima creato d'arte nel nostro paese, un linguaggio che parla alla pancia dei cittadini faccia presa sui cittadini più semplici e più deboli. Espressioni di questo tipo comunque fanno emergere le caratteristiche proprie della Lega. Gli ultimi fatti di Pordenone sulla mostra itinerante Persone, Africa, Società e Cambiamento di Piazza Calderari ne sono un'ulteriore prova. Per cui le proposte, i comportamenti e i linguaggi connotano la Lega come una forza politica xenofoba. Arrivederci a mercoledì prossimo.